Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie Sveva. Allora, buon 17 marzo, un giorno molto particolare. Si festeggiano contemporaneamente il 164esimo compleanno del Regno d'Italia ed è stata, anche se pochi lo sanno e lo ricordano, parlavo con il mio barista questa mattina e cadeva dalle nuvole. È la festa dell'Italia oggi. È il 17 marzo di tutti gli anni, è la festa ufficiale della nazione Italia. Il fatto che venga ricordato da Radio Libertà ha ancora più significato, ok? Quindi festa dell'Italia, Italfest, San Patrizio, che è una delle feste principali d'Irlanda. San Patrizio ogni 17 marzo si festeggia la libertà dell'Irlanda in nome di uno dei massimi rappresentanti del cristianesimo celtico, San Patrick ovviamente, che tanto fece, come ci aveva descritto in una trasmissione Paolo Gulisano qualche anno fa, tanto fece per dare la fede profonda all'isola, unica e inconfondibile, come altri, San Colombano e altri che hanno fatto tantissimo al tempo stesso per l'Irlanda e per l'Europa vera si intende, non quella falsa di oggi che si riarma in nome della pace, che si tira fuori il sangue per stare meglio. Vergogna. E il terzo appuntamento è con l'86esimo compleanno di un certo Giovanni Trapattoni. Come sapete, il calcio non è al centro del mio interesse, ma Giovanni Trapattoni è diventato un personaggio della cultura popolare per tantissimi motivi. Certamente, innanzitutto per la bravura della sua conduzione come allenatore, che gli è valsa titoli anche se non a livello di nazionale, ma anche per alcune sue singolari abitudini, come quello appunto di usare l'acqua benedetta in campo per sfavorire gli avversari, insomma pregando per riuscire a battere gli avversari. Oppure quella famosa battuta all'interno di una dimensione pubblicitaria è diventata un'icona fonica per tutto il mondo, che suona più o meno così: strunz, strunz. Giovanni Trapattoni ha segnato un'epoca proprio per tutte queste sue attitudini, un uso non proprio perfetto della lingua italiana, partendo ovviamente da invece un uso stimolante della lingua locale lombarda, essendo lui cresciuto a Cusano Milanino, che poi è tra l'altro non lontanissima dalla sede della radio di Via Bellerio, è una delle perle di quella società fine 800, inizio 900, metà 900 che si voleva creare in nome dell'industria e di una prosperità che sicuramente è durata a lungo, ma ora è finita. Allora, cosa vogliamo fare di tutto questo pastrocchio? Perché sembrano esserci delle contraddizioni, sanate proprio dalla riflessione sul trap, che ebbe modo di gestire come allenatore sia l'Italia, la nazionale italiana, che la nazionale irlandese, forse perché era nato il 17 marzo. Il caso non esiste nella tradizione popolare, nella cultura popolare, nell'esoterismo vero di base popolare. Il caso non esiste, nulla è casuale. Quindi lui seppe in qualche modo intrecciare il destino di questi due popoli, che peraltro hanno già moltissimi denominatori in comune.
magari partendo da una bandiera che è molto simile, un tricolore con una venatura diversa tra arancione e rosso, oppure attraverso tutta una serie di spunti a base religioso, a base culturale. Certamente mezza Italia ha delle origini celtiche, anche celtiche, e i Celti sono stati i veri battisti dell'Irlanda. E poi ancora tantissimo altro, naturalmente, a partire da quel colore verde che idealmente caratterizza la giornata di St. Patrick, ma anche ovviamente qualche movimento, più di uno, che caratterizza il panorama politico italiano. San Patrizio sicuramente un punto di riferimento assoluto, è una bella birra scura, oggi ci sta, per chi volesse appunto consacrare definitivamente il suo spirito a questa dimensione vero, ierofanica, si dice, cioè di apparizione del sacro. Ma siccome è la festa anche dell'Italia, di un'Italia che era nata nel 1861, scusate, proprio con la prima seduta parlamentare che ebbe modo di manifestarsi il 17 marzo del 1861, con uno spirito di libertà e di indipendenza, certo rispetto al resto d'Europa, ma che ora, dopo 164 anni, signori miei, fatica ancora a mantenerla questa indipendenza, mostrandosi spesso servile e prona al volere di altre nazioni. Certo, voi direte, ma questa benedetta Italia non è riuscita ad ottenere innanzitutto al suo interno la libertà per tutti i cittadini proprio perché non si è trasformata in Repubblica federale. Anzi, qualcuno sostiene addirittura che il Regno d'Italia, durato dal 1861 fino al 1945, fosse più sensibile alle libertà identitarie della Repubblica stessa, molto centralistica, molto centralizzata, nata nel giugno del 46 con quel famoso referendum. E in via più generale, se noi oggi abbiamo l'agio, la facoltà e il dovere dal punto di vista del rispetto istituzionale, che paradossalmente non viene a mancare per il solo fatto di proporre un'alternativa strutturale, non viene a mancare. E se noi idealmente possiamo festeggiare oggi quella festa lì, l'Italfest, lo facciamo nella convinzione e nella speranza che in futuro finalmente si attui la trasformazione in Repubblica federale. Del resto anche il mondo tedesco non era nato subito federale, altri mondi come gli States erano stati battezzati già fin da subito in nome del famoso The Federalist di primo Ottocento come qualcosa che si proponeva di unire contesti territoriali diversi, ma in effetti ci sono state delle epoche anche negli States di maggiore centralismo rispetto a un'effettiva libertà. E tutto il pensiero di sinistra americano sembra proprio incistarsi su questo rischio assurdo, appunto, di voler monopolizzare da parte di New York il resto delle terre a stelle e strisce. E va bene, voi direte, ma insomma, un certo tycoon non solo vuole monopolizzare tutto il territorio in nome suo, centralizzandolo nella sua persona, ma vorrebbe annettersi comodamente anche Groenlandia, Panama, Canada.
Ma forse questa forza gli parte proprio, al di là della saccenza, della prosopopea, della spocchia che c'è, gli parte proprio dalla convinzione che noi abbiamo, noi federalisti, che solo una struttura federale può dare la forza a una nazione. Quindi quella famosa pasta asciutta che noi mangiamo, che noi oggi abbiamo mangiato, riempendoci la pancia, rischiando l'obesità e innaffiandola contemporaneamente con un bel bicchiere di birra in onore di San Patrizio, quella pasta asciutta è una pasta asciutta che sa per noi di santo federalismo. L'orizzonte politico istituzionale in cui noi crediamo, continuiamo a credere, in virtù proprio di un amore perfino superiore a quello dei centralisti, perché chi è centralista non ama la propria patria, ama solo una città che governa le altre città. E più in generale, badate bene, il progetto federalista è un progetto che è destinato nel tempo a risultare vincente, nella maniera in cui ovviamente ogni nazione deve diventare federalista e non solo come chi è sceso in piazza ieri o l'altro ieri, scusate, a Roma, per pro un federalismo europeo che sarebbe stato scritto a ventotene. Ma quel federalismo europeo non prevedeva bene che la prima tappa del federalismo è proprio il padroni a casa propria, intendendo casa propria come regioni. Alleandosi assieme si forma una nazione. La nazione è forte di questa intesa, di questo pactum. Pacta sunt servanda. Ma questo patto, questi patti non sono ancora stati fatti. Non furono fatti appunto il 17 marzo del 1861 perché venivano sconfitti allora da parte di Cavour e Garibaldi, venivano sconfitti i pensatori federalisti come Cattaneo, come Rosmini, come Gioberti, che hanno lasciato però un'eredità sostanziosa a tutti noi, che ha prodotto tutta una serie di movimenti che conoscete, che si auspicano in effetti un'Italia federale, da festeggiare secondo i crismi tipici comunque dell'italianità, perché sì, è vero, certamente ci mancherebbe altro, c'è un denominatore comune piuttosto grosso che va dalle Alpi alla Sicilia, mancherebbe altro. Una lingua innanzitutto, una lingua molto piacevole, sonante, capace di trasmettere sistemi di pensiero, battute, prospettive, ordini, regole ed autoregole, certamente, ma che ha anche bisogno di una linfa continua di riattivazione, di trasformazione, di questa forma di vitalità che bene è caratterizzata dal colore verde di San Patrizio in qualche modo. Il verde è la speranza. La speranza è non solo l'ultima a morire, ma è quella che alimenta la libertà. Come si può essere liberi se non si spera di esserlo? Troppo spesso, oggi come oggi, siamo schiavi di una mentalità, di un mondo, di un sistema, di una condizione che non rende realmente libero in nessuna parte del mondo qualsiasi cittadino. Quindi la festa di oggi è davvero particolare e sono convinto che anche nella mente di Giovanni Trapattoni, arrivato al suo 86esimo compleanno, ed è già una bella cifra, ve l'assicuro, perché io ce l'ho messa al contrario, 68, e già
la giovinezza non me la sento più addosso, ma c'è da molto tempo, chiaramente. Ora, quello che importa è però per il trap sapere di essere entrato in questo destino, in questo singolare destino della costruzione della libertà, magari in maniera molto particolare, attraverso quelle ventate di ira, di irascibilità che caratterizzano il personaggio, no? Come quella appunto che la portò a un certo punto a declamare una specie di poesia della stronzaggine. Strunz, strunz, strunz. Ma a chi si riferiva? A un giocatore, a un'idea, a un comportamento, a un abominio di sterco che aveva visto appalesarsi improvvisamente al suo orizzonte, alla rabbia che sentiva dentro per non essere riuscito a portare la nazionale azzurra, altro colore devo ammettere molto bello, altro colore molto bello l'azzurro, deve essere portata alla conquista della Coppa del Mondo, chissà. Certo, ognuno di noi ha dei rammarici, ognuno di noi vive di rimpianti, perché no? È giusto che ci siano. Beh, che qualcuno dice appunto no, i rimpianti vanno allontanati, ma i rimpianti paradossalmente alimentano la speranza appunto di non rimpiangere più, di arrivare alla vera libertà, di costruire una società finalmente insomma più equilibrata, più armonica, ecco. Ed ogni passo, ogni passaggio di una visione politica certamente segue questa pista. Chi appunto a capo di un certo movimento combatte l'idea di riarmo, nella fattispecie dell'Europa, sta seguendo comunque un ideale che dà la forza stessa, ecco, non solo al movimento, ma a chi sa ascoltare, no? Ricorderete lo spirito evangelico, no? Che dice, ecco, lo ricordo in cultura popolare appunto, ascoltatemi, perché solo chi sa ascoltare può capire, naturalmente. E solo chi può capire può approssimarsi a una forma di verità, naturalmente, che trapassa attraverso 1000 attività di pensiero, appunto, la filosofia, la storia, la geografia, l'astronomia, l'esoterismo, perché no, naturalmente. Libertà vo cercando, diceva Dante, e appunto nella sua Summa enciclopedica che si chiamava Divina Commedia espresse tutte le discipline dell'universo, tutte le idee del mondo. Nella Divina Commedia sono rappresentate tutte le possibili considerazioni sulla realtà, certo da parte di un uomo del Medioevo, ma che sapeva molto guardare verso il lontano passato e verso il lontano futuro. Qualcuno addirittura nella Divina Commedia vi ha visto la profezia dell'America, dello sviluppo dell'America, quando nessuno pensava che potesse esistere un continente effettivo come quello, naturalmente. Oggi però, oltre a festeggiare il 17 marzo appunto con questa vena, con questo spirito appunto, Italia, San Patrizio, Trap, vi voglio parlare di Aosta anche, prima di passare alla seconda parte all'intervista nei confronti di una persona, risentirete, non nuova alle vostre orecchie, perché aveva già collaborato a radio, quella che si chiamava allora Radio Padania, con una sua bellissima rubrica. Buon compleanno Aosta! Aosta compie 2050 anni. Fu fondata niente po' di meno che da Ottaviano Augusto nel 25 avanti Cristo. Perché l'Augusto degli Augusti, quello che ancora oggi appunto consideriamo il massimo capo dell'umanità, nel bene e nel male si intende, nel bene e nel male, non dimentico i principi anche del leghismo, ma lui
naturalmente volle fondare Aosta perché riteneva che ci fosse bisogno di una città che servisse da ponte fra il Mediterraneo e il Nord Europa, fra la pianura padana e tutto quello che sta a nord delle Alpi. Doveva essere la vera chiave di passaggio lungo lo spartiacque alpino. Augusta Pretoria. La chiamò così, naturalmente, Augusta Pretoria. Ed effettivamente, devo dire, orientata com'è, da stupendo rettangolo, cardo decumano, ma anche ad orientamento astronomico. Adesso io non ho tempo qui di tratteggiare i principi dell'archeoastronomia, ma risentiremo presto un esperto. Ecco, questa città resiste al tempo in maniera magnifica ed è realmente la chiave delle Alpi. Lo è perché vi passa una strada importante che conduce, come sapete, attualmente al tunnel del Monte Bianco e da una parte alla Svizzera e alla Germania, dall'altra alla Francia. Da lì anticamente, nel tempo medievale, passava un ramo della via Francigena che arrivava poi fino a Roma. Augusta Pretoria è sempre stata la regina delle Alpi, la regina assoluta delle Alpi. Al convergere appunto della linea sud-nord delle Alpi Marittime, Cozie e Graie e la linea ovest-est di tutto il resto delle Alpi. Devo dire, avendola visitata diverse volte, che è una città in cui io mi trovo nettamente a mio agio. È una città stupenda, dove tra l'altro si mangia benissimo, dove si gode di un ottimo clima e che permette appunto di raggiungere in brevissimo tempo le vette alpine maggiori. Penso ovviamente al Monte Bianco, al Monte Rosa dall'altra parte, al Gran Paradiso ancora al suo sud, e ancora oggi un centro storico affascinante dove sono Andrea, fiorite scusami delle se ti menti interrompo, c'è un'ascoltatrice in votate al federale. diretta, possiamo mandarla? Sì, prego. Allora, un minuto e la collego. Grazie. Sì. Pronto, ecco, cioè stiamo aspettando la nostra ospite, ho sentito in diretta la voce della nostra Sveva, quindi comunque ci approssimiamo alla break. Io finisco con Aosta. Grazie di esistere da 2050 anni, con le tue porte, in cui campeggia soprattutto, fra cui campeggia Porta Pretoria, Augusta Pretoria, una delle città più belle d'Europa, dove si respira un'aria meravigliosa, dove si ha la possibilità a 360 di vedere le più grandi vette alpine, dove si arriva in poco tempo a sciare e a parlare direttamente col cielo, con Dio, con l'universo, con le stelle, che si vedono meglio che altrove. Ecco, quindi c'è un'ascoltatrice per noi. Pronto, sentiamo. Pronto? Sì, buonasera professor Rognone Lisetta. Sì, Pronto? ciao Lisetta, dici tutto. Buonasera. Allora, lei ha parlato di libertà. Allora, professore, io volevo parlare di una mostra di quadri, perché la libertà è la sua negazione nei quadri di Yang Pei-ming, che è un artista cinese. Allora, professore, libertà è una parola semplice, sembra, no, da pronunciare, ma complicata da spiegare. Certo. Lo aveva già fatto all'ultima Biennale di Arte di Venezia, quando aveva trasformato quest'artista il carcere femminile della Giudecca nel proprio padiglione, chiamando gli artisti a dialogare con le detenute. Lo fa ora a Roma durante il Giubileo, quando aprendo uno spazio dedicato all'arte contemporanea e invitando l'artista Yang Pei-ming. A Roma sarebbe conciliazione 5 fino al 31 maggio, perciò c'è tempo per chi va a vedere anche il Giubileo, a creare un progetto ispirato al carcere di Regina Coeli.
E poi aggiungo che Yan Pei-ming tratta ognuno allo stesso modo, a sottolineare che essere liberi o prigionieri è una questione personale, privata, invisibile o invivibile. E volevo terminare, professore, il giubileo è dedicato alla speranza, sembra, no? L'ultima di solito a morire. Yan Pei-ming dedica il suo lavoro alla volontà di chi spera e non vuole morire e a chi aiuta quelli senza speranza a non morire. Tutto qua, io Grazie di questo interessante contributo sul giubileo. Sembra, no? Ci ritorniamo. Adesso vogliamo sentire il break, dopo sentiamo la nostra ospite Baldini. Vediamo se possiamo accedere al break. Intanto, Sveva? Sì, certo, subito. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Di nuovo a te la linea. Benissimo. Guardate, oggi deve essere davvero un giorno speciale, 17 marzo, Italfest, San Patrizio, eccetera. Un giorno davvero speciale perché ritorna a parlare in questa radio una voce straordinaria che è anche medico, studiosa delle tradizioni e soprattutto, questo me lo concederete da boomer, un po' rincitrullito, bellissima creatura femminile, Maria Teresa Baldini. Certo, è proprio lei, no? Che ritorna come spirito libero a parlare di cultura perché è nata e cresciuta in questo universo mondo per manifestare il senso ultimo di alcune intuizioni, di alcune idee, di alcuni spunti. È vero che lei, tra l'altro da brava acquario, segno dell'acquario, può regalare al mondo. Sentiamo se Maria Teresa è già in linea con noi. Pronto? Non ancora. La stiamo rintracciando, un secondo soltanto. Sì, stiamo tentando di catturarla perché lei, tenete conto, ecco, un po' come Paolo Gulisano al maschile, è sempre molto impegnata nel suo ufficio, nella sua funzione, no? Di curatrice dei corpi e delle menti. Dico dei corpi perché poi c'è anche una dimensione di chirurgia estetica, eccetera. Adesso poi casomai ce lo ricorderà lei. Io non sono un espertissimo di questo settore, devo dire, sono un misero umanista che ha insegnato Foscolo, Petrarca, Dante ovviamente e un po' delle lingue lombarde. Allora, lei ci parlerà di che cosa? Della Versiglia, che Andrea, è la sua terra abbiamo l'ospite natale. in diretta quando Pronto? vuoi. Ci siamo? Pronto Maria Teresa? Io ci sono, mi senti Eccola bene? qua, ti sentiamo benissimo. Ti ho presentato come una delle voci davvero più entusiasmanti di quella che fu allora Radio Padania, ecco, con la tua rubrica. Ti sentivamo naturalmente approfondire dei concetti che riguardavano la salute e la bellezza, i tuoi due cavalli di battaglia. Della tua bellezza, Maria Teresa, ho già richiamato alla mente dei nostri ascoltatori e non voglio abusare perché poi mi accusano di maschilismo becero. Allora invece parliamo di quello che oggi... ritornando dopo, ho detto, è una giornata particolare, unica e irripetibile. Maria Teresa Baldini torna alla radio dove è stata protagonista per parlare della sua Versiglia, che è una delle terre più deliziose d'Italia, d'Europa e dell'universo. Allora, Maria Teresa, come vogliamo riesordire, no? Mi sembra che tu torni a scuola o torni a insegnare a scuola, naturalmente, qualche cosa, ed è una felicità enorme da parte nostra riaverti
ovviamente libera, spirito libero sul piano politico e capace di trasmetterci una grande cultura. A te la parola, Maria Teresa. Spirito libero, molto leghista sempre, comunque. Capito? Vabbè, quello è il minimo, è il minimo. questo è il minimo. No, intanto grazie perché mi fa davvero piacere, perché io ho sempre fatto quella radio quando poi sono uscita, ma sono uscita perché non mi hanno più voluto, evidentemente ho toccato dei temi che non piacevano, non so, non interessavano, e allora io non ho più fatto radio, perché avrei continuato, perché è una radio che ammiro, che ho sempre fatto con grande piacere, anche districandomi nel lavoro di medico, no? Arrivare, perché allora non si facevano telefonicamente se non in alcuni casi, ma si veniva proprio lì in sede della radio, quindi per me sono ricordi bellissimi di una radio che è stata veramente formidabile e determinante poi per portare avanti persone che hanno portato avanti il concetto leghista. E parlavo sempre di bellezza, sì, di dietro la bellezza, così si chiamava la trasmissione. Non so, vuoi che ti parli? Cosa vuoi di che cosa devo parlare? No, oggi parliamo in particolare della Versilia, che è la tua terra natale, che anch'io adoro. Allora, una fetta di mondo. Una persona che piace l'identità, che piace la libertà, che piace essere, insomma, nella sua terra. Per me la mia terra è la Versilia. Io sono nata in Versilia, avevo 15 anni, sono venuta a Milano per lo sport, perché giocavo nella nazionale italiana di basket, insomma a Milano c'era il basket, sono venuta per questo, ma sono sempre ritornata in Versilia quando potevo, e ancora adesso che ho un po' più di tempo torno sempre regolarmente in Versilia. Credo che la Versilia sia una parola bella, uno dice la Versilia, che poi il nome vuol dire acqua, da Wasser, da tedesco vuol dire proprio acqua, e la Versilia è proprio dominata e è circondata e nutrita l'acqua che le ha dato tutta la possibilità di evolversi, perché da quando è stata bonificata, perché sono stati i medici, no? Sempre stato un territorio molto particolare, io lo dicevo sempre a Bossi di questo, e lui condivideva la cosa, sempre molto molto particolare, perché non è mai stata sotto diciamo diciamo, adesso è inutile parlare di storia, ma comunque Lucca non era il capitanato di Pietrasanta, che era il capitanato che poi fu dato da parte dei medici a Pietrasanta, gestiva proprio la Versilia medicea, la Versilia storica, che era fatta allora, la Versilia era solo fatta dalle zone di 4 comuni, che era Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, oggi Forte dei Marmi, ma Forte dei Marmi si è distaccato nel 1914 da Pietrasanta, quindi eravamo proprio tutti sotto. Io sono nata a Pietrasanta, l'ospedale era a Pietrasanta, e cioè la Versilia, grazie all'acqua, ha avuto alla bonifica, perché ha iniziato con la bonifica del territorio, perché era tutta palude, e anche a un particolare modalità di azione da parte delle persone. Le persone in Versilia hanno caratteristiche un po' particolari. C'è una storia longobarda molto interessante in Versilia che pochi conoscono, perché tutti si rifanno all'antica Luni, alle antiche denominazioni, ma alla fine quelli che hanno fatto sono stati i medici, e c'è stata questa invasione prima longobarda che ha determinato proprio le caratteristiche delle persone. Pensa che c'è una zona di Pietrasanta che è ancora sotto Pietrasanta, proprio dietro Forte dei Marmi in questo momento, che si chiama Vallecchia, e lì il primo cognome fu Lombardi. Lombardi erano le persone che migravano dalla Lombardia ed arrivavano lì, e questa diciamo collegamento tra la Versilia e la Lombardia esiste oggi, è sempre resistito, ha sempre determinato anche l'evoluzione delle persone, del tipo di modalità di azione, di costruzione delle case, proprio con Milano e Lombardia, Bergamo, insomma tante zone della Lombardia sono venute e hanno dato un contributo molto importante allo sviluppo, a un certo tipo di sviluppo della Versilia, che oggi vive di turismo principale, e ha fatto di alcune zone davvero delle zone eccellenti. Chiaramente è una terra bella, perché la bellezza, che per me la bellezza, come diceva qualcuno, salverà il mondo, è ancora la cosa forte, bella che abbiamo, ma quella bellezza vera, non quella dell'apparenza, quella degli stereotipi che qualcuno vuole propinare. Bisogna proporre bellezza
nella verità, bisogna proporre in quei valori che determinano il benessere della persona, il benessere della gente, l'equilibrio tra le persone. La Versilia è una terra toscana, quindi è una terra di campanilismi molto forti, tra Forte dei Marmi, Pietrasanta. Già noi Pietrasanta adesso si è allargato, perché oggi è rientrata nel nome Versilia, è entrato Viareggio, è entrato Camaiore, Lido di Camaiore, ma la vera Versilia è proprio quella lì dura, è quella delle Alpi Apuane, dove c'è il marmo, dove l'estrazione del marmo ha dato da vivere a delle persone, e anche la lavorazione del marmo, perché se Seravezza era dei cavatori, più che altro dei cavatori, Pietrasanta era degli artisti, e oggi gli artisti che arrivano a Pietrasanta arrivano da tutto il mondo per ammirare il luogo, perché è particolarmente bello, ma anche per conoscere come mai una terra in quel modo è riuscita, che poi è un pezzettino di terra, non è una lingua di terra, è riuscita ad avere questo nome internazionale, questo nome nazionale importante, e anche avere un turismo di elite, un turismo a tutti i livelli. Quindi da cavare il marmo, quindi da cavatori, si è arrivati a parlare di una piccola Atene, che è appunto Pietrasanta, dove tutti comunque sono diventato anche d'estate un centro di scambi culturali, no? Pensiamo alla Versiliana Pietrasanta, comunque a questi caffè letterari che sono stati fatti, perché il buon Romano Battaglia ha cominciato con un caffè, Grande. era talmente bello, sì, un amico vero, talmente bello che con poche persone, perché mi ricordo eravamo un gruppettino 7-8 persone, che si parlava sempre come possiamo fare, come non possiamo fare, per portare avanti questo concetto di identità molto forte, che tanti sbagliano anche a livello politico. Altre volte dico: no, ma la Toscana non c'è nulla da fare, lì non voglio. No, la zona della Versilia, cioè questa parte della Toscana, risente molto forte dell'influenza del nord che è arrivato, che ha portato, e che ritroviamo i reperti storici, ma ritroviamo soprattutto anche nel modo di fare delle persone. Cioè sono tutte persone che lavorano. Se uno pensa che era tutta una palude, quindi bonificare e assegnare delle strisce di terra agli abitanti del luogo, come è stato fatto, e bonificarla tutta e portare e migliorare, cioè tutti a Forte dei Marmi pensano che hanno una casa, è chiaro che ha un valore, però sono case curatissime, sono case che vengono migliorate, si pensa sempre di mettere il fiore migliore, si pensa sempre di fare una cosa che migliore di un'altra. Si cerca di fare sempre, si dice a Forte dei Marmi: se io faccio una nuova cosa, la voglio fare meglio di com'era. Quindi c'è un po' questo spirito di costruire, di fare, che risente insomma di persone che dal nord l'hanno portati. Se pensiamo ai maestri Comacini, sono arrivati. Pensiamo ai maestri Comacini che hanno portato, lì c'era un'azienda che avevo letto si chiamava, adesso non ricordo bene, ma comunque Tosco Lombarda è hanno creato delle zone, delle costruzioni che ci sono ancora adesso, proprio di questa azienda Tosco Lombarda, che arrivava da Varese, e hanno costruito una zona che si chiama Sipe a Forte dei Marmi, e che esiste ancora adesso. Quindi l'opera dei maestri Comacini, diciamo dei decoratori del nord, si è spostata molto in questa zona. Io ricordo una volta, quando si era fatta, non so se te la ricordi, questa con Bossi sul lago di Como. Sì, come no. Te la ricordi? Ecco, cos'era? Una crociera sul lago? Sì, una battelada, si dice battelada in lombardo, cioè il battello. Sì, in crociera. Ho fatto questa cosa e io dicevo: Bossi, guarda che io rivedo questo aspetto di queste ville che ci sono in Versilia, perché c'è una zona a Forte dei Marmi che si chiama ci sono diverse zone, Vittorio Epoale, insomma questa, ma poi c'è Roma Imperiale, no? Queste grandi ville, le rivedo lì, le vedo allo stesso modo, un po' la stessa costruzione, no?
E lui dice, ma sei sicura? Sì, sì, sono sicura, cioè, li conosco, quindi le vedo perfettamente. E quindi questo collegamento col nord è stato quello che ha fatto, io dico, la fortuna di Forte dei Marmi, anche quelle poche cose tra virgolette politiche. Sai che io ho sempre portato avanti la bellezza, il fucsia people, io sono così, non sai che la testa, l'unica testa che ho è quella che mi ha dato Umberto, c'è altre, nessun'altra, e quindi ho sempre portato avanti questo concetto, perché credo che sia il concetto che può dare, che può mantenere l'Italia con la sua identità, col suo valore, con le sue caratteristiche e soprattutto con la sua forza. Perché l'Italia è bella, la Lombardia è bella, la Toscana è bella, ma questa bellezza perché bellezza non vuol dire soltanto un canone estetico, vuol dire la capacità di realizzare la creatività, quella di partire da un'idea e realizzarla concretamente, non dalla fantasia spicciola, quella che a tutti gli viene in mente qualcosa, poi vanno su Marte. Io su Marte non ci vado, non ci penso neanche ad arrivare su Marte, ma cerco di andare a Milano e Forte dei Marmi, sono già contenta, no? Cioè di farmi a conoscere il mio territorio, il territorio che conosco, che mi piace. E quindi questa forza italiana che abbiamo, che va dall'enogastronomia fino al monumentale, è una grande forza che non dobbiamo sciupare, ma non la sciupiamo se nella bellezza rientrano tutti. La bellezza deve essere inclusiva, non deve essere esclusiva. Le esclusività per fortuna ci sono, quelli che hanno queste cose bellissime. Guardate che a Forte dei Marmi io adesso un po' sono rimasti, ma tanti sono morti, perché insomma per età lì è una zona dove sono arrivati gli Agnelli, no? Gli Agnelli hanno fatto Villa Agnelli, poi adesso c'è un grande albergo, l'Augustus, che ha mantenuto questo sottopasso del mare. Ma tutti gli Agnelli come parlavano bene, ma non parlavano bene che chissà ad un discorso, ma parlavano bene perché si lavoravano con loro e sapevano che cosa avevano. Stavano bene, guadagnavano, facevano. Quindi se c'è quello, benissimo, anche se è esclusiva, no? Chiaramente c'è a Forte dei Marmi chi me lo può permettere. Va bene, se non vai a Forte dei Marmi andai lì vicino, andai un pochino più all'interno e te lo potrai permettere anche tu. Questa è sempre stata la mentalità della Versilia. Spazio per tutti, spazio cioè portare, perché comunque la gente si è sempre nutrita della bellezza che c'era, cioè della bellezza di quello che poteva offrire quel territorio e che offre ancora quel territorio, sperando che rimanga così. Pronto? Sì, assolutamente. Senti Maria Teresa, vedo che sei un fiume in piena, straordinaria, sei riuscita in 10 minuti davvero a descriverci meravigliosamente questa terra. Io mi ricordo, mi permetto solo di dire che, diciamo, soggiornando d'estate, a volte anche lungamente, 2 mesi, ecco, da ragazzo, a Lido di Camaiore o a Marina di Pietrasanta, perché eravamo anche ondivaghi, naturalmente a secondo dei gusti dei miei genitori, si architettavano le giornate in maniera da averle piene. Ecco, ovviamente io ero giovanissimo e avevo tanta energia addosso, ma per esempio subito al mare a farsi una bella nuotata, e anche col pattino era meraviglioso andare a 1 chilometro di distanza dalla costa e vedere le Alpi Apuane che si stavano illuminando con la giornata. Poi dopo una sana mangiata di cose a chilometri zero, che tu conosci benissimo, versiliane e versigliesi, si andava verso il monte, si andava al Pasquiglio, si andava alla Galleria del Cipollaio, si andava a Stazzema, perché c'era la bellezza di rivedere il mare da lontano, da qualche chilometro, che stava luccicando con la luce del pomeriggio, per poi ritornare definitivamente verso sera, verso le 6, 7, 8, a godersi il tramonto, che è uno dei più bei tramonti del mondo, la Versilia, del mondo, dell'universo. Maria Teresa, che ne pensi, Maria Teresa, di quel tramonto? Io ce l'ho ancora negli occhi e mi piange il cuore. Io sono di parte, quindi una volta spero che verrai a trovarmi e quindi rifacciamo tutto questo percorso, te lo faccio vedere da una terrazza proprio lì a Forte dei Marmi, però andiamo anche su a Terrinca, nel borgo più antico della Versilia, sì, proprio Longobardo. Questo è un posto longobardo che fa parte del comune di Stazzema, è un posto longobardo dove
fu feudo del Tassilone, il cognato di Carlo Magno. Quindi lì c'è scritto il Longobardo, c'è e festeggiano anche questa cosa, che poi portano da persona a persona, non è che tante volte la raccontano perché c'è il testamento dell'editto del Tassilone, e loro sono tutti da Longobardi. Infatti io lì, che siccome ero a casa lì al sindaco, che non aveva proprio, anzi gli dava un po' fastidio parlare di Longobardi, sono riuscita a far fare una festa che tutti gli anni viene fatta, che prima si chiamava Longobardi, adesso la chiamano Medioevali. Vabbè, insomma, tutti gli anni, Ho capito. aumenta di persone. Quindi questo è il solito, è a metà agosto, e si riempie Stazzema, questa parte, perché Stazzema ha 17 frazioni, Sant'Anna è già da un'altra parte, si riempie di persone proprio per festeggiare questa identità del territorio, no? Che molte, insomma, fazioni politiche che cosa non vogliono dire? Ah no, Longobardo rappresenta la Lega, no. E invece la storia è il Longobardo. Infatti anche in quella zona ritroviamo l'abete bianco, cioè ci sono queste marginette che erano dei riti pagani che poi dopo sono stati sostituiti, ma anche le chiese. Lì c'è la chiesa è di San Colombano. San Colombano fu quello che a Bobbio, insomma, fu un frate dell'Irlanda che Teodolinda chiamò per cristianizzare poi l'Italia, no? Fece, insomma, tutti sanno che, insomma, il figlio di Teodolinda, la figlia di Teodolinda fu battezzata. Quindi, insomma, c'è tutta questa storia di collegamento col nord che andrebbe, tu che sei un cultore vero dell'identità, bisognerebbe portare più avanti e magari riuscire a metterla in qualche libro che nessuno sa e nessuno porta avanti. Tutte quelle, sì, questa non è Longobarda. No, è Longobarda. Anche il concetto dell'acqua, delle alture, che lì sai su Camaiore, no? In queste zone che sono tutte alture, ma sono tutte Longobarde. E qui, insomma, credo che Longobardi, qualcuno l'ha detto, no? E l'hanno preso anche in giro, ma mi sembra una storia importante. È verissimo, questo l'aveva capito anche a modo suo Giorgio Gaber, che era di origine triestina ma poi milanesizzato, longobardizzato, quando andò appunto a comprare quella magnifica villa, vero, sopra Camaiore, da cui si gode tutta la parte più orientale di quella che tu chiami a Versiglia acquisita, perché la vera Versiglia, lo so, insomma, praticamente va dalla zona di Montignoso fino a Pietrasanta compresa, ecco, sono pochissimi chilometri magici. Ecco, una cosa, penso che siamo riusciti sicuramente a dare l'idea dello spirito versigliano. Io ho sentito nella mia vita tante persone proprio milanesi che si sono lamentate un po' si dice in dialetto da piugiat, no? Da pidocchiosi, che la Versiglia è troppo cara. Io rispondevo sempre: cari amici, la bellezza la si paga. Se voi andate in altre parti d'Italia trovate una natura più sciatta, un servizio più approssimativo, e allora pagate di meno. Tu cosa pensi di questa annosa questione, Maria Teresa? Sono che ho girato abbastanza, e basta andare un po' in Polinesia che uno dice la Versilia come economica, ma oggi è addirittura più tempo. Certo. Se uno va in Thailandia, oggi è diventata costosa anche la Thailandia, quindi ci sono cose, cioè dipende dai servizi che si hanno. Cioè è chiaro che la Versilia può diventare costosa quando io ancora adesso che insomma vengo a Forte dei Marmi, e quindi quasi tutte le settimane sono giù a Forte dei Marmi, e io compro meglio a Forte dei Marmi che non a Milano certe cose, capito? Perché quella che è la quotidianità, quella che è la vita così, costa meno a Forte dei Marmi di Milano. Quindi dipende dai servizi che si danno. Cioè è chiaro che le spiagge sono molto costose, ma c'è un servizio anche in un certo modo. Poi è chiaro che se le spiagge poi si supera il limite e le spiagge diventano monopolizzate non più da quelli che gestivano il bagno in un certo modo, Forte Marmini ce ne sono sempre di meno, ma da multinazionali, è chiaro che il discorso cambia, e quindi poi piano piano diventa un posto che non ha più anima. E quello che io ho sempre cercato e che vorrei sempre fare, che cerco di fare, adesso sono in un consorzio di bonifica
ma cerco di rompere le scatole su questo e mantenere la possibilità a tutti di vivere e di avere e dare a un luogo non soltanto una testa, ma dare soprattutto un'anima, che è quella che poi permette a tutte le cose di continuare, perché è attraverso il bello che le persone si motivano. Se una cosa non è, ma bella nel senso bella per te, che ti piace, che ti fa star bene, che ti dà energia, è l'energia che serve. In Versilia ce n'è tanta, infatti i versiliesi sono attacca a briga, cioè hanno un'energia, una forza, specialmente se andiamo ancora in montagna, che riescono lì a dire ma state lontani, là che stiamo bene da soli, anche se hanno 80 anni, capito? Ecco. Quindi è un luogo bello dell'Italia, come ce ne sono tanti, io chiaro lo amo, ci sono nata, ci sono cresciuta e ci ritorno. E questo per me vuol dire essere persona che ama l'identità e che vuol mantenere attraverso questo il valore dell'Italia. Non possiamo certo investire in cose che non abbiamo, ma abbiamo tanta bellezza, abbiamo tante cose che potremmo forse fare qualche sforzo in più per riconoscerla. Io credo, e io sai, ho sempre stimato e continuo a stimare Umberto Bossi, sai che a me queste parole lui diceva, ma dillo forte, io l'ho detto, ma non è che sono stata tanto capita, e ti ringrazio di avermi invitato a questa trasmissione che mi ha fatto molto molto piacere. No, grazie assolutamente a te. Ricordo ancora, siamo verso purtroppo la fine della trasmissione, ricordo appunto quel Michelangelo che scelse le falde del Monte Altissimo per avere la materia prima delle sue opere geniali, quindi noi senza la Versilia non avremmo avuto il massimo genio scultoreo e pittorico dell'umanità. Ricordo che quelle pietre anticamente, per quello che appunto è stata una storia anche controversa e complessa tra Carrara, il Massese, eccetera, scendevano verso Forte dei Marmi, non a caso chiamato così, dove da quel pontile, che ancora oggi è un'icona anche filmografica, no? Partivano per altri lidi dove appunto si usufruivano a vari livelli, in varie forme, queste purtozze originarie, strutture di marmo. E da quel ponte si va verso il pieno Tirreno, si può andare in Corsica, che è un'altra isola magnifica, si va però a un'isola più vicino che è detta l'isola dei Morti, che è l'isola del Tino, perché la bellezza della Versilia è anche un fronte paesaggistico che non è scevro di elementi di presenza, appunto l'isola del Tino, l'isola Palmario verso la Spezia, nelle giornate limpide si vede l'isola d'Elba, sia salendo più verso i monti per la storia della terra concava, ma più in generale la si può anche vedere in forma eccezionale l'isola Gorgona, la Capraia, quindi uno scenario unico che Dante conosceva a meraviglia, perché conosceva tutta la Toscana e anche la Liguria e sapeva benissimo che insomma questo fronte visivo è unico e spettacolare sotto tutti i punti di vista. Noi dobbiamo purtroppo chiudere, Maria Teresa. Allora, io ho ricordato anche la tua attività medica, ma ovviamente non essendo un esperto non voglio insomma eccedere in questo passo. Qui ti abbiamo sentito come studiosa delle tradizioni, dei paesaggi, delle culture, e questo già ti fa onore tantissimo. Casomai in un'altra occasione parleremo anche di aspetti che possono riguardare anche la cura del corpo. Se sempre come sai fare tu, tradotte in un discorso culturale. Per il momento grazie, dobbiamo chiudere purtroppo, grazie infinite a Maria Teresa Baldini, ci risentiamo, viva la Versilia, viva l'Italia vera delle identità, viva un mondo che sia in grado finalmente, magari proprio il giorno di San Patrizio ce lo suggerisce, di stendere un velo di pace e di amore per tutte le terre conosciute. Grazie ancora Maria Teresa, a risentirci. Grazie. Io vi saluto con il mio classico Venezia risorga, risorga Venezia, per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,